E diciamo che questa legge, anche quando ci è stata presentata un po' come una legge cappello che riguarda un po' tutte quelle che sono le pratiche poi che si possono trovare anche negli allegati di questa legge. Infatti all'inizio c'era stato proprio anche chiesto di valutarla prima della legge sul commercio ecosolidale. Anche se appunto anche dall'altra parte avevamo già un testo pronto che poteva avere una condivisione e l'aveva avuto anche in tempi molto più rapidi. Però appunto l'obiezione che può essere sollevata è quello di dire no, stabilite dei principi, stabilite dei posti di confronto, non serviva una legge per fare un tavolo, però in realtà penso che ha un valore anche simbolico il fatto che la Regione recepisca, no, e faccia propri in qualche maniera questi principi, ma soprattutto fa proprio quello che c'è già, cioè il lavoro le buone pratiche che già adesso vengono svolte e che noi auspichiamo che possano essere sempre più diffuse, no, e condivise a livello regionale. Per cui un prendere atto di quello che c'è, e credo che l'efficacia della legge sarà valutata soprattutto se la politica poi nei luoghi di confronto recepirà quelle che saranno le proposte che arriveranno dal basso. Credo che proprio su quel punto lì dovremmo valutare se è stata una legge che sarà stata efficace e poi se appunto, come detto, il discorso di informare, no, e pubblicizzare anche le pratiche che sono state fatte, ma anche quello di cercare di creare una cultura diversa, una cultura del senso di comunità, della partecipazione, cosa molto difficile sempre da creare, avrà efficacia. Per cui dal nostro punto di vista voteremo favorevolmente questa legge sperando appunto che possa trovare appunto il consenso di tutti i consiglieri di quest'Aula, ma soprattutto anche il consenso dei cittadini che già adesso appunto partecipano a queste iniziative e che auspichiamo sempre di più vadano a partecipare, a confrontarsi e a conoscere quelle realtà, quelle ricchezze che compongono la nostra comunità.